Presidente Conte, buongiorno. Vai Veronica con la tua prima domanda con Conte. Buongiorno. Buongiorno, ecco, allora lo vedete in corso uno degli ultimi eventi della campagna elettorale a sostegno di Pasquale Tridico, però partiamo dallo sciopero di oggi. Ieri la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha detto che rivoluzione e weekend lungo non stanno insieme, lei poco fa l'ha chiamata un estremista. Sì, è un atteggiamento provocatore, estremista. Il Presidente del Consiglio in questo momento sta facendo la leader di Colle Oppio, è il primo agitatore di piazza. E io credo che sia una tecnica ben precisa che va spiegata a tutti i telespettatori. Lei fomenta l'odio, lei alza i toni, provoca le piazze, provoca i manifestanti che sono indignati per 2 anni di silenzio complice del governo rispetto a un genocidio in corso. E che cosa fa poi? Alimenta quindi di fatto questo scontro provocando e alla fine vuole soffocare il dissenso, non vuole il confronto. E per poi accusare e puntare l'indice e lei rivendicare la stabilità del paese contro gli estremisti. Ma noi non ci caschiamo, io lo dico a tutti i manifestanti, siccome la stragrande maggioranza dei manifestanti qui è pacifica. Io sono stato poco fa in mezzo a studenti che veramente dimostrano una passione civile, un rigore morale che questo governo non ha mai avuto in 2 anni. Senta, e allora sono per strada sì. E oggi c'è uno sciopero, Parenzo, sì. per questo motivo. Andiamo a recuperare la ragione dello sciopero, per l'inerzia complice del nostro governo. Quindi la responsabilità di questi ritardi di oggi, la responsabilità che se oggi l'Italia si ferma è per il nostro governo. Allora, se il nostro governo Conte, avesse fatto quello che hanno fatto altri 153 paesi, noi oggi non avremmo le piazze piene. Cioè, lei dice se si fosse stato come hanno fatto altri governi in Europa non ci sarebbero le manifestazioni. Aspetti solo un secondo. Ludovica Ciriello ci dà un aggiornamento su alcune modalità di sciopero. Che è successo? Sì, oltre al blocco del porto di Napoli e di alcuni binari tra Treviso e Genova è stata bloccata anche l'autostazione di Tiburtina, quindi la stazione dove entrano ed escono i bus, non la stazione ferroviaria. La polizia sta lavorando per disperdere i manifestanti e sono già arrivate le camionette blindate. Allora, caro Conte, rispetto a questo, fino a dove si ferma il diritto di sciopero? Cioè, secondo lei, lo voglio chiedere proprio dritto, sa che noi ci parliamo sempre in modo diretto, bloccare tutto, mettersi sui binari, è legittimo oppure no? Perché qui lei se fosse ministro dell'interno oggi, Conte, quelle camionette... Ma scusi, in quale paese... No, ascolti, allora, innanzitutto il discrimine è questo: violenza, manifestazione pacifica, 1. 2, secondo discrimine tra una democrazia e un'autocrazia qual è? Che in una democrazia si può almeno contestare un governo pacificamente o no? Ci mancherebbe. Protestare per strada o no? Ci mancherebbe. Siamo in una democrazia? Certo, come perfetto. no? Assolutamente. E allora sì. mi dica un attimo, le introduco un altro tema, Parenzo. No, però io ho chiesto dei blocchi. Qual è il paese in tutto il mondo in questo momento? No, scusi, qual è il paese in tutto il mondo, il paese che può tollerare che dei suoi concittadini disarmati che trasportano generi e aiuti umanitari vengano fermati illegalmente in acque internazionali dall'esercito di un paese con mitra spianati, attrezzati di tutto punto, arrestati, trasportati sulla terraferma, detenuti illegalmente, e questo paese non fa nulla? Barche italiane, acque internazionali, cittadini italiani. Quindi, nessun paese, solo l'Italia. Solo l'Italia può fare una cosa del genere. Quindi io allora l'indignazione, il dissenso dove sta? Andiamo a vedere le ragioni. Quindi lei dice è legittimo. Facciamo informazione corretta a tutti. Certo, ma io le ho chiesto, se lei oggi, lei è stato Presidente del Consiglio, se lei oggi fosse Ministro dell'Interno, di fronte a queste manifestazioni lei non manderebbe neanche la polizia per sgomberare i binari. Questo, ma io è tutto legittimo, glielo sto solo chiedendo per capire. No, io guardi, se fossi, visto che continuate a dire se fossi Presidente, se fossi Presidente, io lo sono stato,
Prima cosa, ricordo che ho bloccato le forniture militari ai Emirati Arabi e Arabia Saudita solo perché avevamo conferma che le utilizzavano contro popolazione civile nello Yemen, primo. Quindi avrei adottato tutte le misure concrete, avrei interrotto la cooperazione militare con Israele immediatamente e sicuramente non avremmo avuto questo clima oggi di scontro. Secondo, non avrei mai provocato una piazza. A me mi è stato dato del criminale da chi oggi è a Palazzo Chigi, non ho mai risposto, non mi sono mai lamentato. Terzo, ho ricevuto minacce di morte a me e ai miei familiari a decine, non ho fatto mai un post per dire guardate mi stanno minacciando, guardate che clima di odio stanno provocando. Capite? È una tecnica per alimentare, alzare i toni, alimentare lo scontro, provocare e poi dire vedete come sono cattivi, vedete noi assicuriamo stabilità, questi vogliono la violenza, se non ci fossimo noi, questo è estremismo politico che abbiamo già conosciuto nella nostra storia, non ci caschiamo. Cioè voi siete argine, Conte ci sta dicendo, facciamo subito un'agenzia, noi siamo argine all'estremismo, questo sta dicendo, grazie a noi, se no la situazione sarebbe molto peggiore, questo sta dicendo lei. Se non ci fossimo noi la situazione sarebbe ancora più esasperata. Guardi che se assecondassimo il disegno di questo governo, poi metteteci anche le norme che hanno introdotto, decreto sicurezza, norme restrittive, cioè fateci capire, questi qui nei confronti dei potenti, signori della guerra, banche, nei confronti di Israele che è un alleato potentissimo si inchinano, si accucciano a Washington e poi invece vogliono reprimere e incarcerare e picchiare le persone che manifestano pacificamente. Ma qual è il disegno? Picchiare perché? Adesso incarcerare o picchiare? Picchiare ora ci sono... È chiaro che è ovvio che se tu da Presidente del Consiglio vai a provocare la piazza, vai a dire che quelli di Flottiglia sono irresponsabili, vai a dire che stanno sabotando la pace, vai a dire che sono degli scherzati, vai a dire che oggi stai mettendo contro, stai spaccando la popolazione. Oggi stai dicendo questi sono gli scioperanti del weekend lungo, ma guardate che il weekend lungo l'ha proposto il ministro della Meloni quando ha chiesto la settimana corta per i parlamentari. Vabbè, questa è un'altra. Allora, capite qual è il problema? Senta Conte, torniamo un istante ancora anche alla mozione, al dibattito che c'è stato ieri. Il piano Trump su Gaza, il piano Trump, è improprio chiamarlo piano Trump, in realtà come lei ben sa è un piano Trump, Netanyahu, paesi arabi, questa secondo me è la dicitura esatta per raccontarlo. Voi con la particolarità che Netanyahu se l'è modificato alla Casa Bianca sotto banco all'ultimo, però i paesi arabi l'hanno accettato. In tutta questa discussione Hamas è uscito di scena. No, loro hanno detto che avevano letto un altro testo e si sono ritrovati all'ultimo con un testo diverso, è un po' diverso. Però le chiedo, nessuno in queste ore fa pressione su Hamas affinché accetti quel piano? Lei si sente di dire che Hamas deve accettare quel piano di pace? Io mi sento di dire quello che abbiamo scritto nella nostra risoluzione ieri con una linea molto chiara. Il processo di pacificazione è benvenuto, è il punto di partenza necessario per interrompere il genocidio, però in quei punti molti vanno non bene, anche benissimo. Ma ce ne sono altri che non vanno assolutamente bene. La Cisgiordania con le occupazioni abusive, come la teniamo fuori? Il riconoscimento della Palestina lo vogliamo scrivere che è l'obiettivo, è nero su bianco, lo strumento è l'obiettivo finale? Vogliamo riconoscere che dobbiamo creare un board con personalità Nobel per la pace che garantiscano che la riqualificazione e la ricostruzione sia realizzata nel rispetto dell'identità, dei bisogni della popolazione palestinese, non dei grandi affaristi che vogliono realizzare una riviera. Però no? Oggi siamo appesi ad Hamas, cioè siamo tutti appesi al fatto che Questa Hamas... è politica, o dobbiamo sempre sotto... Scusi Parenzo, non è politica, quelli sono terroristi, no? O dobbiamo fare come fa la Meloni, che va a Bruxelles e sottoscrive un patto di stabilità, va alla NATO e sottoscrive un aumento del 5%, va ancora a Bruxelles e sottoscrive un piano di rilancio da 800 miliardi. E poi che facciamo? Tagliamo la sanità, le infrastrutture, i trasporti. Io qui sono in Calabria. No, questo lo capisco, però... La landa abbandonata dalla politica.
a meno che non sia una politica bella clientelare, quella che dispensa qualche mancetta per le sagre agli amici degli amici, agli amichetti, ma qui non ci si riesce neppure a muovere. Hanno tolto 13 miliardi e 400, no, 9 miliardi e 400 milioni, 9 miliardi e 400 milioni dell'alta velocità, Salerno-Reggio Calabria, li hanno tolti, erano soldi che avevamo portato noi col PNRR per buttarli sul ponte, hanno preso 300 milioni dei fondi di coesione che qui servono come il pane per le diseguaglianze economiche e sociali, le buttano sul ponte e da parte di chi? Del ministro che non riesce a assicurare che i treni arrivino in orario, disservizi a destra e a sinistra, e oggi si lamentano dello sciopero, ma lo sciopero è colpa loro, della loro ignavia, codardia. Va bene, mi scusi, Codardia. ho visto lì dietro, ho visto un tridico lì dietro, mi pare, che in mezzo al visto che lei mi ha portato in Calabria, vedo un c'è il nostro tridico. candidato, sì. Vedo lì lo conosciamo, è venuto spesso anche ospite da noi. Senta, si dice in alcuni ambienti, si dice, beh, adesso c'è un impegno massimo di Conte perché lì il candidato è dei 5 Stelle. Questo dicono. Lì, siccome in Calabria alcuni maligni dicono lì in Calabria siccome c'è Tridico dei 5 Stelle, allora Conte ha messo il turbo perché c'è un suo candidato. I maligni. No, i maligni, guardi, non conoscono Conte o fanno finta di non conoscere la realtà delle cose. Quando c'è stato Ricci qualche giorno fa nelle Marche, Conte c'è stato più volte, ha girato tutte le Marche per fare campagna elettorale e promuovere gli obiettivi, i programmi del progetto progressista che aveva come candidato Ricci. Io non faccio distinzioni, se il Movimento 5 Stelle c'è perché ha contribuito con temi e progetti e programmi come in questo caso, io ci sono. Poi che ci sia Tridico a me fa solo piacere, ma vorrei chiarire una cosa su questa campagna elettorale. Ho la pubblicità, Guardate che questa campagna elettorale, no, velocissimo, questa campagna elettorale nasce da una furbata del presidente uscente Occhiuto, di fronte a un avviso di garanzia, gioca di anticipo e chiede un plebiscito. Questa è anche una torsione democratica, non è corretto chiedere in anticipo è la democrazia, Conte. Questo è la democrazia, professor Conte, no? Allora se vuoi la democrazia come dice lei, va bene, it's democracy. Allora in democracy il presidente uscente che riceve un avviso di garanzia fa conferenza stampa e spiega quali sono le contestazioni e perché dopo l'interrogatorio con la procura decide in tutta corsa di andare alle elezioni e non aspettare il termine delle indagini a fine dicembre, ok? Se siamo in democrazia. Trasparenza e chiarezza. Grazie Veronica, grazie Conte, ma poi l'aspettiamo in studio uno dei prossimi giorni, così continuiamo a discutere come ci piace a noi, con la nostra passione che ci contraddistingue. Assolutamente. Grazie, buon lavoro allora. Le riconosco la possibilità di avere dei confronti sani da lei. Grazie, ci mancherebbe altro, nella diversità di opinione